Ho visto nero, cioè non ho avuto, ho pensato solo a difendermi e difendere chi avevo attorno, insomma, cercare di fare meno danni possibile. Il problema è stato quando ha urlato che aveva il coltello. Ho rischiato parecchio, però diciamo che mi è andata bene perché sono stato in grado, insomma, anche di difendermi nel mio. E se quel coltello fosse riuscito a colpirlo, sarebbe finito in tragedia il tentato furto avvenuto all'alba all'edicola Hollywood di Piazza Suore di Maria Bambina di Conselve. Tutto è iniziato alle 6 di mattina, quando il 23enne Antonio Tasso, figlio del proprietario 69enne Fiorenzo, si è precipitato sul posto dopo la segnalazione di un malvivente all'interno dell'esercizio. Ad entrare per primo proprio Antonio, che oltre ad aver trovato l'edicola sottosopra, inaspettatamente si è trovato faccia a faccia con il ladro. Mio figlio è entrato per primo di corsa, io ho sentito che c'era una colluttazione, sono entrato subito dopo e io ho visto mio figlio come è entrato, l'altro l'ha aggredito col coltello in mano perché non se l'aspettava, forse, non lo so. Finché dopo diceva lui, urlava ti uccido, ho un coltello, infatti io avevo visto che aveva il coltello in mano. E ho preso paura, ho detto meglio lasciarlo andare. L'aggressore, dopo essere riuscito a divincolarsi e scappare, è però ritornato in edicola con in mano un masso pronto a colpire ancora. Dopo un minuto è tornato di nuovo con un masso e è corso contro mio figlio per spaccarglielo addosso e l'ha aggredito. Fortunatamente Antonio se l'è cavata con qualche contusione e un gran spavento. La mattina stessa è stato infatti dimesso dall'ospedale di Schiavonia. Le tracce di sangue rinvenute sul posto si presume siano infatti del malvivente, un volto conosciuto al signor Fiorenzo che gestisce l'edicola da 15 anni. Posso dire sì che è magrebino, marocchino l'aggressore. È riuscito a vederlo in faccia? Sì, l'ho visto in faccia, sicuramente, quando io ho cercato di staccarlo lui si è girato e l'ho anche riconosciuto. La caccia all'aggressore è ancora aperta. Chi ha assistito a quei momenti concitati spiega che il malvivente è riuscito a scappare rifugiandosi nel vicino Hotel Oasi, struttura dismessa dal 2017. Quando però le forze speciali dei carabinieri sono arrivate sul posto, era già scappato con il bottino di poche centinaia di euro.